e di loro momentaneo soccorso, e lasciandomi mi sentivo via più stringere il cuore con compassione. La lacrima bagnò la mia faccia. Una lacrima fu accolta da Dio, che in premio mi diede la missione di compiere questa santa e amata ricoverare le due spine l'amico dentro, e come miei figli, infantili loro, parlano e discutono. Quando giunsero i Giuseppini finalmente nel 1920, la situazione migliorò ancora. E di noi, il professor Serena, il 24 agosto 1929, allora preside dell'Istituto Canova, scrisse a proposito del Turazza. L'Istituto Turazza fa suo il motto di quella nobiltà che scriveva sul proprio stemma a vita et alta, volendo dire che conservava le tradizioni dei propri maggiori e aggiungeva i meriti che i nuovi tempi richiedevano e consentivano. Veniva effettuato un piano scolastico completo. Era una scuola legalmente riconosciuta e il metodo educativo è ispirato alla conoscenza dell'animo del fanciullo, sostenuta da paziente, costante e dedicata vigilanza. Grazie a tutti. Grazie Laura per questa introduzione. Non abbiamo fatto troppi benvenuti, ma siamo partiti subito con una lettera per dare anche il significato del luogo in cui siamo. E visto che siamo in un luogo particolare, il nostro centro di formazione, credo che sia importante anche far fare gli onori di casa alla responsabile della sede. Laura, se vuoi farci un saluto di benvenuto, ti lascio la parola. Allora, innanzitutto io ho sentito grazie a tutti voi per la partecipazione a questo evento. Sono 100 anni che l'Istituto Turazza, attraverso i Giuseppini e gli operatori tutti, opera su questo territorio. E non a caso abbiamo scelto di non chiudere la scuola. Non abbiamo dato vacanza per essere magari più tranquilli, ma abbiamo scelto di rendere partecipi i ragazzi a questo momento così importante. Perché? Perché è lo stile giuseppino. I ragazzi sono il cuore e l'anima della scuola. E stamattina presentare una scuola vuota non era reale. Quindi per noi era importante che la nostra comunità educativa fosse tutta presente, perché così siamo veri. Con questo io vi ringrazio di essere qua e do la parola al dottor Marco Muzzarelli. Grazie per tutti voi. Grazie Laura. Avrò l'onore di moderare l'incontro e lasciare la parola alle varie persone che interverranno. Abbiamo fatto fare gli onori di casa alla Laura, c'è sopra Giulia. La noi ha fatto cadere tutta la governance, che c'è il a conoscenza di questo incontro una lettera dal Presidente della Regione Zaia, ovviamente leggere a tutti quanti, anche chi è collegato, prima di lasciare poi la parola all'assessore all'istruzione del Comune di Treviso. Ma prima vi leggo la lettera del Presidente della Regione, indirizzato ovviamente al Presidente di Engi. Progettissimo Presidente Antonio Teodoro Lucente, nel ringraziarla per il gentile invito, come già anticipato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare alla presentazione del rapporto annuale 2020 di Engi in Veneto, a causa di concomitanti impegni istituzionali. La scuola ha un ruolo fondamentale nella crescita delle giovani generazioni. Scuole di formazione professionale come le vostre offrono la possibilità alle studentesse e agli studenti di sperimentare l'alternanza scuola-lavoro, consentendo di entrare in contatto con la realtà occupazionale e lavorativa, arricchendo la loro esperienza formativa. La vostra fondazione, presente nel nostro territorio con vari istituti, ha formato migliaia e migliaia di ragazzi, favorendone l'inserimento nel mondo del lavoro ed evitando così la dispersione scolastica. Questo periodo difficile, dovuto alla pandemia,
ci ha fatto comprendere che il rilancio economico dovrà puntare anche su figure professionali altamente qualificate e preparate a operare in contesto economico e sociale che è velocemente mutato e che riguarderanno e molto l'innovazione, il digitale e la green economy. Nell'augurare buon lavoro per le future progettualità, rivolgo i miei più cordiali saluti a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Grazie Presidente, non so se qualcuno conosce, è sempre con noi, abbiamo modo di mandare dei ringraziamenti anche al Presidente. Dicevo, continuiamo con gli onori di casa, insomma, seguiamo la filiera istituzionale e lascerei la parola per un saluto all'assessore all'istruzione del Comune di Treviso, dottoressa Silvia Nizzetto. A lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci segue da remoto, perché ormai siamo tutti abituati. Questi 2 anni ci hanno fatto diventare persone ormai sempre più esperte, anche per chi non era avvezzo ai sistemi ovviamente più moderni, no? Di contatto e di lavoro. Però questo è il futuro e diciamo che il Covid ci ha aiutato in questo. Allora io porto i saluti ovviamente dell'amministrazione tutta e anticipo infatti che verso le 12 io devo spostarmi perché ho una giunta straordinaria, quindi avevo detto rimango per un po' e poi mi tocca lasciare. Ringrazio anche la presenza e in questo foro della scuola abbiamo i 2 consiglieri, Antonio Dotto, e abbiamo anche la Tronchina che è la nostra rappresentante donna in consiglio comunale, che sono qui, è anche mamma tra l'altro di uno studente, quindi insomma è una persona che conosce bene questa scuola e che si porta ovviamente sempre quotidianamente anche a pubblicizzarla in modo positivo proprio per avere risultati. Sono tempi che ci richiedono ovviamente formazione, formanti, veloci, smart, tutti i nomi, tutte le parole che sentiamo quotidianamente. Io dico sempre agli studenti, a coloro che adesso si sono anche collegati, noi sappiamo che insomma il desiderio di ognuno di noi è partire comunque da una vocazione e cercare di portarla avanti. Quindi serve la fantasia, serve il sogno, però poi serve la praticità e la pratica, e quindi dobbiamo anche calarci in quella che è la realtà. La realtà di oggi ci insegna e ci racconta, appunto proprio perché è veloce e rapida nel mutare e cambiare, che cambia rapidamente anche la necessità, l'offerta, e noi dobbiamo essere pronti a rispondere. Questa è una scuola che porta avanti una tradizione, come prima leggevano bellissime le parole appunto che ho sentito prima proprio leggere, in cui si dice la tradizione, però quindi i saperi che abbiamo avuto la fortuna, ci sono stati comunque tramandati da una tradizione, ma legati a quello che poi deve essere però un continuo ovviamente mutare rispetto a quella che è poi l'innovazione che va avanti, quindi le competenze che crescono. È una scuola di formazione ma che è fondamentale perché oggi sempre di più le aziende chiedono persone formate e quindi la necessità, tra l'altro, di riuscire a formare i ragazzi in quello che è il timing poi lavorativo, cioè di entrare all'interno di un'azienda sempre prima. È un po' il problema invece che abbiamo magari con i licei. Io proprio l'altro ieri ero in un convegno proprio di formazione dove un'azienda diceva noi dobbiamo cercare di metterci in contatto rapidamente con voi prima che usciate da scuola. Quindi qui c'è la natura, voglio dire, di quella che è anche un'esigenza oggi sempre più pregnante, sempre più importante. Quindi di avere delle competenze, ma delle competenze che siano già in qualche modo agganciate e preparate, quindi a dare un'offerta di giovani lavoratori che già abbiano delle competenze acquisite e quindi per formarti per la tipologia di lavoro. Quindi io vi ringrazio per l'invito e vi riporto i saluti appunto del sindaco in primis a tutti voi. Ringrazio la dirigente scolastica che ho visto lì sfuggita ma che è sempre di corsa perché la conosco, insomma è una donna che questa scuola si è spesa e si spende a 1000 ed anche questo ovviamente è il bello della scuola perché possiamo vedere non solo studenti che comunque al di là di quanto oggi si dica sui giovani, io dico sempre sono giovani che stanno vivendo un periodo difficilissimo e vanno compresi proprio perché non c'è fiducia, perché non c'è aspettativa, perché calano tante incombenze, forse anche proprio a volte su di loro, però abbiamo la fortuna di avere poi dei rappresentanti, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici che sono dei treni e che quindi riescono anche a trainare poi i nostri giovani a dare soprattutto quello che deve essere anche un messaggio di speranza rispetto al futuro che ci attende. E comunque
sappiamo è impegnativo, è inutile dirlo, quindi dico sempre, sogniamo, inseriamo la nostra stella, però teniamo conto che poi la realtà è quella che noi dobbiamo vivere quotidianamente. Grazie a tutto il corteo, che insomma ho visto che ci sono tutta una serie di interventi più interessanti del mio. Grazie, grazie. Parole di apprezzamento, credo che non solo la velocità di movimento di Laura, la sua attività fisica, ma la presenza anche del Turazza qui al Comune di Treviso testimoniano anche il legame con l'amministrazione comunale. Allora, finiti gli onori di casa, iniziamo a parlare un po' di Engine, a parlare un po' della formazione professionale e soprattutto a parlare della idea di una formazione sul territorio legata alle imprese, legata anche alle istituzioni ovviamente. Per farlo vorremmo un po' ribaltare quello che normalmente si usa, se lascia la parola al Presidente, ovviamente si è fatto da parte in questo caso, e vogliamo usare la stessa modalità che abbiamo usato nel nostro anno report, che trovate anche nelle borse sulle sedie. In copertina abbiamo messo una delle nostre ragazze, dei nostri centri di formazione professionale. È per questo che Massi e Anna, se avete voglia di avvicinarvi, abbiamo fatto la scelta di mettere una delle nostre ragazze della formazione professionale, lei si chiama Shirley, trovate una sua breve descrizione anche al fondo dell'annual report. E prima di lasciare appunto la parola al Presidente, lasciamo la parola proprio ai nostri ragazzi, in questo caso ovviamente qui della nostra sede di Treviso. Massi e Anna sono due allieve dei nostri corsi di moda al secondo anno, se non vado errato, e ci leggeranno una lettera di una nostra allieva. Lascio a voi la parola per intervenire. L'estivo di Saretta per farle capire quanto è stato importante in questi 3 bellissimi anni, dove mi ha vista crescere, maturare, piangere e anche sorridere. Credo che la vita sia uno scrigno ricco di tesori, di avventure, di sfide, di emozioni e di ricordi che restano nel cuore, custoditi con cura per l'eternità. E grazie a lei questo mio bagaglio si è riempito fino al mondo. La volevo ringraziare non solo per ciò che mi ha insegnato, ma anche per la bella persona che è. Una donna con la D maiuscola, una donna piena di valori e pregi. Solo le persone più vere sono in grado di percepire le vere. Rimanga sempre così, con la sua dolce positività, con il suo tono sempre scherzoso e con il suo splendido modo di pensare, che molti purtroppo non hanno. Cosa posso aggiungere? C'è sempre stata con me, dai momenti più bui a quelli dove la luce quasi quasi mi accecava, e per questo un grazie non basta. Tra qualche giorno ci saranno gli esami. Ansia c'è, come la paura di non ricordare nulla. Cercherò di dare il massimo per renderla orgogliosa di me. Le voglio tanto bene presto. Grazie, grazie di questa bella lettera, un'allieva di, non mi ricordo, dello scorso anno forse, che ha finito i suoi percorsi di formazione e ha voluto dedicare una lettera alla sua professoressa. Chissà, cose del passato. Questo è il nostro modo di mettere al centro i nostri giovani, metterli per primi, metterli in copertina, come abbiamo deciso di fare anche nel nostro bilancio sociale dell'anno report. Adesso veramente cominciamo a entrare nel vivo degli interventi e dei contenuti, in parte dell'anno report e in parte anche dei pensieri in prospettiva futura, lasciando la parola al Presidente Padre Antonio Teodoro Lucente, che peraltro trovate una parte dell'anno report dedicata anche alla presentazione di quello che come Engine stiamo cercando di fare, sicuramente in Veneto, perché è una delle regioni in cui operiamo, sicuramente in tutta Italia. Antonio, te la parola. Grazie Marco, grazie a ciascuno di voi per la vostra presenza, ai ragazzi, alla testimonianza di questa allieva che ci coglie e ci emoziona. E tra i tanti collegati so che c'è Raffaello Fortuna, per cui vorrei salutare tutti i collegati, ma in maniera particolare a Raffaello, che resta per Engine, resta un amico, un fratello e un padre, ma avremo ragione poi di ricordarcelo alla conclusione di questo intervento, avrò modo di sostanziarlo. Sì, Laura, 100 anni senza andare fuori tempo, no?
cogliamo questa occasione per presentarvi l'annual report di Engine in questo contesto. Se volessimo dargli un tema, un filo conduttore rispetto all'annual report dell'anno scorso, avevamo intitolato quasi Andare oltre, quest'anno potremmo declinarlo così con 3 espressioni. We are, we share, we care. Noi vorremmo affermare che non camminiamo su qualsiasi sentiero. I sentieri che abbiamo scelto in questi anni, quello che ci ascolta, i formatori di Engine, la governance di Engine, i nostri partner, voi, lo Stato, la pubblica amministrazione, credo che questo lo possa davvero rappresentare. E questo rappresenta anche, se volete, un passaggio importante in questo contesto, in quest'epoca, da uno stile gerarchico, potremmo dire, ad uno stile sinodale. Si apre per la Chiesa italiana, per la Chiesa universale, un tempo di sinodalità, di sinodo, che è anche un metodo di partecipare in maniera congiunta. Lo vorrei tradurre così, questo stile nuovo, in cui credo che emerga nel rapporto di Engine, uno stile per certi versi retarchico, in cui la rete diventa un modo di stare in relazione, in cui ciascuno di noi sta al posto giusto, quando è in collaborazione con l'altro, quando riconosce la diversità dell'altro. Mi pare che il titolo esprime 3 valori generatori di un'umanità solidale, un'umanità per certi versi evangelica, adeguati, credo, a tessere alleanze e percorsi di vita davvero necessari in questo tempo. 3 valori irrinunciabili: we are, we share, we care. 3 valori irrinunciabili per la nostra fondazione Engine Veneto, che in un tempo in cui sembra vivere in un presente continuo, dove l'esistenza sembra giocarsi totalmente just in time, l'Engine Veneto vuole giocare la capacità, la competenza di costruire progetti in grado di interpretare il futuro e costruire per essere fattori vincenti, un fattore vincente. Allora, in questo anno report troverete una l'intenzione di essere uno strumento utile a prendere consapevolezza di chi siamo, utile a cogliere la peculiarità del nostro modo di intervenire, dei fatti concreti che grazie a voi, nessuno escluso, riesce a realizzare. Uno strumento utile quindi al territorio, a chi nel territorio lo vive e contribuisce a farlo vivere, Antonino, a renderlo sempre più presente. Ritorno su queste 3 espressioni, troverete dentro, nel senso e nell'orizzonte del rapporto, sono incise queste 3 considerazioni. We are, quasi a sottolineare che è necessario, come diceva Laura Schiavone all'inizio, è necessario esserci in prima persona, non tenersi fuori dal corso della storia, globale, locale, personale. Noi, giovani, adulti, scegliamo di esserci in questo territorio, in questo ambiente, in questa regione che davvero fa miracoli, in cui una regione che può dire di fare quello che dice e fa. We care, sì, we share, condividere, è la scelta di partecipare. Il dialogo credo che sia imprescindibile per ognuna delle parti, per costruire quella cultura dell'incontro e per cambiare il modello di sviluppo globale, per riorientare la globalizzazione verso la relazionalità, di cui in questo tempo ne è sempre più necessario. We care. Sì, il We Care sta a indicare coinvolgerci in prima persona nel comprendere le implicazioni del nostro essere una sola famiglia umana, una sola famiglia umana. Allora è bene mettere insieme i pezzi. I pezzi Engine ha usato questa tessera, no, nell'orientamento, perché come dice Dennis e Marta, 2 nostri collaboratori, animatori,
carismatici di Engine, definiscono i nostri ragazzi pezzi unici, ognuno è unico, è pensato come unico. Allora proviamo a mettere insieme i pezzi unici che ci portano a questo nostro annual report, che racconta questo annual report, questo secondo annual report di Engine Veneto, racconta della nostra resistenza, racconta della nostra speranza, racconta della nostra fiducia, una nostra speranza e resistenza al male, di cui le comunità umane stanno soffrendo ormai da anni. La tendenza, anzi il bisogno di frantumarsi per avere dei nemici. Ecco, l'annual report vuole porsi così, anche come segno di speranza. I fatti belli, i fatti positivi esistono, sono concreti, hanno un volume, hanno un peso, hanno la concretezza della vita. Nessuno ha il copyright della libertà. Nessuno può possedere la libertà. E per questo mette tristezza e anche indigna un po' l'uso al tempo stesso protervo e puerile di quel termine che qualche volta se ne fa. No a qualcosa, non sempre in nome di qualcos'altro. E l'approssimazione indebita, credo, della libertà, che è ridotta a bandierina, che ognuno può sventolare senza conoscerne il prezzo, il peso, la fatica. Il nostro we are, we share, we care, questo lo vogliamo riaffermare. E la cura degli ultimi, e la cura è l'unico titolo nobiliare. Avete ascoltato all'inizio, 1857, come nasce questa storia questa cultura. È l'unico titolo nobiliare di cui, direi, i cristiani, ma in questo caso Engine, dovrà fregiarsi. L'unico potere che dovrebbe esercitare chi ha il compito di formare le giovani generazioni e i giovani lavoratori presenti in quest'aula. Questo è il messaggio che ci lasciano i santi sociali, come Leonardo Moiali. Il rapporto allora di Engine Veneto rappresenta per la nostra fondazione un appello, un grido a declinare we are, we share, we care, a declinarlo sempre, ad andare oltre, raccogliere le ragioni di una sfida, di una scelta che viene da lontano, che fonda le sue radici, ripeto, nei santi sociali della Chiesa, della nostra Chiesa locale, nel fare il bene e di farlo bene, perché nella sua natura questo, fare bene e bene. È una scelta di campo che accompagna la scoperta di un uomo, di un'umanità necessaria quanto mai oggi per uscire dalle strettoie della paura dell'altro. Passaggio e scelta, dico sì, che mette in evidenza come la consapevolezza di essere tutti connessi non è sufficiente se non si apre alla qualità etica di questo legame, cioè se non si apre alla responsabilità reciproca a tutti i livelli. La tessera dei pezzi unici ci dice anche questo. A livello personale, che è indispensabile ed insostituibile. Ieri la polizia municipale del comune di Treviso era in questa sede, ha incontrato tutte le classi, parlavano e si formavano proprio sulla responsabilità individuale della persona. A passare a livello strutturale, istituzionale, fino a quello che delle relazioni internazionali. Sì, perché Engine è anche una ONG, si occupa anche di cooperazione internazionale. L'obiettivo della cooperazione internazionale in Engine Veneto sarà sempre più espresso nei prossimi mesi. Ecco, allora il nostro rapporto annuale, in questo dispiegarsi, ci dice che per fare il bene, occorre farlo nel rispetto della sua stessa identità. Il bene è tale solo perché è bene. Non c'è altra giustificazione al bene, se non quella intrinseca al bene stesso. Il rapporto rappresenta per la nostra fondazione la narrazione di tutte le forme di bellezza, per ricostruire il tessuto sociale, talvolta imbruttito. Ci fa riscoprire un po' questo. È la mia lettura, non è la lettura che farà Walter, non è la lettura che farete voi tramite i numeri e le analisi, ma
conoscendo un po' la realtà, Simona, ne ho proprio questa impressione, la narrazione di tutte le forme di bellezza che incontriamo per ricostruire il tessuto sociale, interiorità, relazioni, cura, spiritualità, ecologia integrata, spazio a dimensione umana, altro da sé. Perché è importante coltivare gli ambienti d'Italia attorno a noi. Nasce in un tempo di pandemia questo rapporto ed è profondamente ispirato, intrinsecamente nasce in queste radici, in questo tempo così difficile, dove il sostantivo bellezza e l'aggettivo bello ricorrono continuamente nel nostro vocabolario di uso comune, ma l'uso che ne facciamo a volte è davvero talmente variegato da renderlo confuso, contraddittorio, nel migliore dei casi slabbrato e omnicomprensivo, lo usiamo per tutto. Eppure da sempre l'umanità si interroga sul concetto di bello. Nei dati e nei numeri di Engine Veneto troviamo il bello, l'incontro della bellezza, i ragazzi, i pezzi unici che Dennis e Marta ci ricordano spesso. Ai nostri tempi ci si chiede spesso cosa sia la bellezza per l'uomo moderno. Questo l'ho appreso da alcuni ragazzi in una classe di estetisti. L'altro giorno, passando per Ravenna, mi sono fermato in una classe. L'ho appreso da loro, allora l'ho ritrascritto così nella giornata di ieri. La prima osservazione che mi sorge spontanea è relativa al peso l'immagine, quella nella società contemporanea, i temi che narriamo, le foto che le correlano dentro l'anno report, ci fanno dire che la bellezza fisica e la bella presenza sono diventati elementi cui si attribuisce un valore sproporzionato rispetto ad altri valori, come quello della felicità, come quello del benessere, della giustizia, della difesa del virtù. Temi che vogliamo narrare in questo rapporto. E narra la storia dei tuoi figli, la storia dei nostri figli. Non vogliamo narrare una bellezza banalizzata, non la narriamo. Quella che secondo Bauman si collega alla superficialità del nostro tempo, al peso delle mode, al peso della pubblicità che svanisce col tempo. No? Non vogliamo narrare quella bellezza, no? Non narrare la bellezza del sacrificio, dei valori. Allora questo anno al report mi pare davvero che nasca dalla emergenza eccezionale della pandemia, quella che ci ha sottoposto a un esperimento sociale inedito di sospensione della mobilità e dunque del ripiegamento obbligato su di sé, sulla propria interiorità. La situazione anomala che si è determinata ci ha messo di fronte in maniera inusuale alla nostra intimità, al vissuto più profondo delle nostre relazioni sentimentali, interpersonali, sociali, collettive. Il silenzio, la solitudine, non so, lo leggo così, sono diventati uno spazio vuoto, facile preda del disagio esistenziale, facile preda della paura. Assistiamo a quelli che non escono più e a quelli che invece stanno fuori tutto il giorno, non rientrano mai più, con i nostri ragazzi. A tutto questo i nostri dati, le nostre azioni si sono poste come antidoto, si sono poste come barriera resistente, come trincea educativa, questa pedagogia che resiste all'abbandono. La solitudine e il silenzio ci hanno anche portato a riflettere sul valore dell'interiorità, della spiritualità e sulla sua bellezza. Sulla sua bellezza. Il nostro annual report, vedete, vuole tradurre, a mio avviso, anche la seconda dimensione importante dell'atto della bellezza, da sottolineare rispetto ai luoghi comuni dominanti, ed è quella della relazione, la bellezza della relazione, essere in relazione, in correlazione, non accettare la divisione, non accettare il muro, non accettare le crepe che rimangano e restino tali. La bellezza è spesso autoriconoscimento, attenzione a sé in forma autoriflettente.
ed è apparsa, mi pare, nell'orizzonte di questo report la bellezza della relazione. La bellezza della relazione di cura, di quella del soggetto ai soggetti soli, ai soggetti piccoli, spesso dimenticati rispetto agli altri impegni della vita. Tenendo la bellezza a cuore di noi, questo report ci vuole consegnare, ci vorrebbe in qualche maniera segnare la strada che non vi potrà essere un futuro di benessere, non vi potrà essere un futuro di bellezza per tutti, se non nel rispetto della bellezza dell'universo, del creato, nella considerazione della complessità della vita e delle relazioni tra le parti. Un pianeta, nel nostro pianeta, la specie su questo pianeta. In altre parole, la complessità che racchiude capitale umano, capitale naturale, capitale sociale, temi della ultima settimana sociale della Chiesa a Taranto. In altre parole, questo rapporto ci dice anche come organizzazione Engine Veneto dobbiamo contenere spazi e luoghi densi di bellezza, densi di anima, Come insegna l'enciclica di Papa Francesco nella Laudato Si, che sulla cura della casa comune propone la prospettiva di un mondo basato sull'ecologia integrale, sull'ecologia ambientale, sull'ecologia economica, sociale, culturale, nessuna di esse esclusa. Provo ad arrivare alla conclusione, mi chiedo scusa se mi sono dilungato. Piccolo e bello, appare anche questo. Appare uno slogan che ha avuto un certo successo, soprattutto in riferimento all'economia della piccola impresa. In certo modo discusso, per certi versi inviso, per quasi come siamo almeno molti di noi, dalla convinzione che solo pensare in grande sia pioniero di sviluppo, di crescita e di successo. In realtà ogni volta che l'umanità ha affrontato qualcosa di enorme, di abnorme, è andato incontro a seri problemi, rischi, a forme di devastazione. Il riferimento alle grandi guerre, alle crisi economiche, alle grandi potenze, alle grandi città, ai grandi mercati, ai grandi edifici, alla grande finanza. Laddove l'umanità ha voluto materializzare la grandezza per cambiare la storia in grande, ci si è trovati quasi di fronte a forme di prevaricazione e di predominio. In questo senso, permettetemi di rivolgermi questa parola. In questo riferimento, laddove l'umanità ha voluto il senso e la bellezza delle piccole cose, non è il frutto di una nostalgia per un'epoca preindustriale, né per l'economia arretrata. Va intesa piuttosto come attenzione per le realtà minute, piccole filiere, che ci circondano, le piccole comunità dei centri di formazione professionale, le piccole amicizie, i piccoli centri urbani, il piccolo artigianato, l'agricoltura, la classe. E questo ci porta ancora una volta alla bellezza del rapporto di cura, quello rivolto ai deboli, ai piccoli, agli umili. Ve l'ho richiamato più volte questa mattina, come li chiama Marta e Dennis, i nostri pezzi unici. Col tempo non ci si abitua a dirlo, ci si commuove come un pezzettino, ve lo assicuro, non succede anche questo. Una bellezza per chi riceve il dono, per chi ha bisogno di cura, ma anche per chi cura, per chi realizza un rapporto generativo, che fa uso del dono. E infine il bello va cercato anche e soprattutto nel diverso da noi, nei diversi. La nostra relazione con il mondo, con i paesi in via di sviluppo. In Fratelli Tutti Papa Francesco dà vita ad un appello alla solidarietà, alla fratellanza, soffermandosi in modo particolare sull'egoismo etnico, nazionalistico, sulle periferie economiche, sociali e culturali e sull'omologazione culturale che annulla le diversità, trascura la dimensione minuta delle identità. In tutto ciò, il nostro report di Engine Veneto ci offre un'occasione per delineare alcune linee importanti del futuro che vogliamo costruire. Uno sguardo bello,
sul futuro, coraggioso sul futuro. Un'occasione, raccogliere le sfide antiche che vengono da lontano e che hanno dato vita alle congregazioni religiose, baluardi educativi ieri come oggi, sempre più. Raccogliere quell'invito biblico a imparare a fare il bene, così come ce lo ricorda il profeta Isaia. Cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della verità. Ecco, non mi resta che concludere con un ringraziamento davvero ad ogni donna, ad ogni uomo di Engim, collaboratori di Engim alla rete Engim, di ridimensionare, di convertire o abbandonare quelle prassi magari utili e necessarie in altre epoche, ma ora super davvero. Da acquisire uno stile sinodale, superando la spartizione, nel rispetto dei doni, nel rispetto dei compiti di ciascuno, di prendere il passo dei più vulnerabili, di quelli che rimangono ai margini, perché ci faremo conquistare dalla passione, da loro, con loro, per loro, dai problemi autentici della gente che entra nelle nostre strutture. E sono certo che come organizzazione, come Chiesa, custodiremo l'uomo, custodiremo il giovane lavoratore, perché recupereremo il volto più credibile, perché più credente, senza bisogno di maschere, perché lo sguardo della fraternità non è mai uno sguardo miope, ma è sempre uno sguardo d'avanguardia, direi evangelico, umano, più realista di tante ideologie in giro. Nessuno può rimanere semplice spettatore. Ecco, il nostro report ci ribadisce questo. Si deve usare di più, deve esserci richiesto e reso possibile questo. E la conclusione è un pensiero grato a te, Raffaello, che stai dall'altra parte. Oggi è raffreddato, non può essere qui con noi. Però abbiamo pensato, perché questi dati, almeno questo rapporto e tutta la storia di Engim è pesata e misurata sulla fatica di Raffaello Fortuna, credo molti di voi lo conoscono, ha contribuito a questi risultati, ha realizzato insieme a tanti collaboratori che ha formato in questi anni e lo ha reso possibile. Io inviterei Marta Rigo, che ho visto giù in fondo, uno degli inventori dei pezzi unici, a ritirarlo per Raffaello Fortuna, poiché gli viene di venirlo a prendere. Premio Raffaello Fortuna perché è un amico, è un fratello, è un padre. Grazie a tutti. Raffaello, non so se hai abbastanza voce nonostante il raffreddore per fare un saluto almeno. Tanto noi ti vediamo qui in sala e ti vedono anche in diretta. Mi scuso per non poter essere presente, sarei venuto veramente con grande piacere, ma sono impossibilitato. Vi ringrazio tutti per questo riconoscimento. Volevo essere lì anche per salutare tanti amici, tante persone con cui ho collaborato e che sono stati fondamentali per raggiungere gli obiettivi che anche questo annual report presenta. Cosa posso dire? Solo una raccomandazione. Amate il vostro lavoro. Ecco, io credo che se si raggiungono dei risultati è perché si lavora con passione, e se si lavora con passione la gente lo capisce, i ragazzi soprattutto lo sentono. Abbiamo sentito prima anche la lettera della ragazza rivolta al proprio insegnante e crescono soprattutto come persone, crescono professionalmente
e aiutano la società. Ecco, io non direi altro. Grazie a tutti e auguri. Auguri e amate il vostro lavoro, amando soprattutto i ragazzi. Grazie Raffaello, ci fa ovviamente molto piacere averti con noi. Speriamo che al di là del premio che Marta non si tratterrà e ti lascerà personalmente, rincrociarci anche di nuovo di persona, sia a me che a Padre Antonio farà anche piacere per riallacciare i rapporti che non si sono mai interrotti. Antonio, non so se vuoi lasciare ancora un saluto a Raffaello, se no proseguiamo. Ok. Grazie ancora a Raffaello, grazie soprattutto per le cose fatte insieme, e intanto Paolo se puoi condividere le slide. Grazie per il lavoro che oggi ha portato Engine Veneto ai numeri che ho chiesto appunto a Paolo di proiettare le slide, se vai avanti a quella successiva. No, la devi riprendere, ok. C'è di sotto il PowerPoint. Okay. L'Arlecchino che vedete qui, nonostante sia citato in modo in accezione negativa all'interno dell'annual report, sono i bilanci sociali che tutte le fondazioni Engine di tutta Italia hanno fatto quest'anno. Quello in prima pagina è quello nazionale, poi c'è l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte, che sono le regioni dove noi siamo presenti. Se puoi ancora andare avanti, ok. Questi sono i numeri presenti sul nostro annual report, presenti sull'annual report di Engine Veneto, e questi sono i numeri che sicuramente anche Raffaello, collegato prima, ha contribuito a raggiungere. Sono i numeri che caratterizzano, come diceva Padre Antonio nel suo intervento, le nostre piccole comunità educanti, sospese in giro per l'Italia e in tutto il nostro territorio. In Veneto in particolare stiamo parlando di grandi numeri, 3.300 allievi su tutto il territorio del Veneto. Stiamo parlando di attività svolte come funzione della regione, perché è la regione che ci dà il mandato per svolgere attività di formazione per 13 milioni di euro, quindi insomma cifre importanti. Se puoi andare ancora avanti Paolo, cifre importanti che portano ad avere qui sul territorio del Veneto 12 sedi formative, 8 sedi operative, che ci portano ad avere, dicevo prima, 3.300 allievi, 153.000 ore corso. Comunità e piccole comunità educanti diffuse sul territorio della Regione Veneto. Vai alla slide ancora successiva, prima di lasciare la parola al dottor Marzano. Recupero, al di là della storia e dei numeri che costituiscono la nostra storia, recupero una innovazione nata qui in Veneto e che ormai si sta diffondendo in tutta Italia, le imprese formative. Stiamo provando a portare un'impresa formativa in ogni centro di formazione professionale. Stiamo provando a interpretare la formazione professionale a partire dalle solide radici di quei numeri che ho fatto vedere prima, e di persone, come dicevo anche prima, come Raffaello. Stiamo provando a portare la formazione professionale nelle sfide nuove, e credo che ci aiuterà anche a interpretarle in qualche modo, legata al PNRR, legata ai fondi che nascono anche dalla comunità europea, legata a pensieri nuovi per la formazione professionale sui temi dell'apprendistato, sui temi degli ITS, che stanno interrogando i nostri territori in giro per l'Italia. E allora, se puoi passare ancora a quella successiva, le lascerei la parola ponendole una domanda. Poi articoli anche lei molto liberamente il suo intervento, oltre a ringraziarla per la sua presenza qui. Ci piacerebbe farci dare degli stimoli da lei su quello che la Regione Veneto vede come il futuro della formazione professionale. Che cosa saranno i centri di formazione professionale in futuro e in questo contesto e quadro in continua evoluzione? Abbiamo dei numeri, sono numeri solidi, ma è su questi che dovremo capire e costruire anche il nostro futuro, e credo, visto il nostro ruolo, anche il futuro della Regione Veneto su questi temi. Grazie ancora per la partecipazione e a lei la parola.
Grazie, io ringrazio per dare la possibilità a me, alla Regione, di rappresentare quello che noi cerchiamo di fare, che stiamo facendo insieme alle scuole di formazione professionale del Veneto, che sono un'eccellenza in tutto il territorio nazionale, a partire dalla formazione iniziale per arrivare all'ITS, passando per gli FPS e tutta quella filiera formativa fondamentale che ci caratterizza. Ci caratterizza perché quello che è diverso rispetto alle altre realtà è la forte radicazione del territorio che ha la formazione professionale nel Veneto. Questo radicamento è dato non solo dalla forza della regione che consente a voi e alle altre realtà di esserci, ma soprattutto dalla qualità che le realtà quali sto rappresentando. Noi siamo di fronte a una platea, prima si parlava di 3.000 ragazzi, no? 3.000 ragazzi sono più del 10% di quelli che sono i ragazzi che fanno formazione professionale nel Veneto. Ci sono tanti altri enti che realizzano la formazione professionale, l'istruzione della formazione professionale, non parliamo della formazione continua, che quella è un'altra questione, ma strettamente correlata a questa attività. Ora, arrivando solo così a fare un piccolo disegno di quello che noi stiamo cercando di fare nella nostra programmazione. La programmazione, come sapete, noi la facciamo assieme a voi, quindi non è qualcosa che viene calato dall'alto sul territorio, ma è un confronto continuo che vede come interlocutori le aziende, voi innanzitutto le aziende, la regione e quelli che sono i bisogni che noi riusciamo a percepire anche attraverso le altre strutture del nostro territorio, perché noi dobbiamo capire quali sono i bisogni del territorio, non soltanto dal punto di vista economico, che è fondamentale, perché quello che serve innanzitutto alla formazione professionale è creare dei ragazzi formati perché possano entrare nel mondo del lavoro con delle competenze adeguate a quelle che sono le aspettative delle aziende. Però a fianco a questo c'è un altro aspetto che probabilmente nel Veneto, a mio avviso, è più forte che in altre realtà, è l'aspetto sociale dell'azione che fanno la gran parte delle scuole professionali, in particolare realtà come Engi e come altre che si assomigliano per essere appunto connotate da una forte connotazione valoriale, dove l'essere persona, l'essere uomo, l'essere ragazzo, il far parte di quello che si dice capitale umano, che è una delle cose più preziose, anzi credo la più preziosa che noi abbiamo, è fortemente sentito. In questo contesto e in questa visione, il futuro della formazione professionale è sicuramente un momento di forte evoluzione dovuto da vari fattori, non ultima anche la realtà sociale e economica che sta uscendo dalla pandemia, ma questo è soltanto l'ultimo tratto di un percorso. Noi ci accorgiamo che è necessario che l'attività venga svolta anche in funzione di quelle che sono le realtà anche di decrescita delle nascite, no? Quindi c'è anche una riduzione dei ragazzi che non soltanto fanno formazione professionale, ma cominciano da scuole elementari. È da lì che si comincia già a vedere un calo demografico importante. Questo calo demografico cosa comporta? Comporta che è necessario ripensare tutto il sistema, e il ripensare significa favorire e seguire un processo, non calare dall'alto un disegno che si pensa essere migliore di quello attuale, ma seguire questo processo che ci consenta di far sì che la qualità dell'offerta della formazione professionale del Veneto mantenga il suo livello e anzi possa migliorare. Noi ci accorgiamo che ci sono delle realtà dove, voi sapete, la maggior parte della formazione viene finanziata dalle fondi sociali. I fondi sociali sono socio-comunitari, socio-adottati, socio-elettorali messi insieme, che costituiscono il fondo sociale. Queste hanno delle regole molto strette, molto stringenti, giustamente molto strette, molto stringenti, che
riusciamo a rispettare cercando di renderle il meno impattanti possibile, cioè il meno rigide possibile, mantenendo il rigore, ma cercando comunque di adattarle a quelle che sono le esigenze che mano a mano si manifestano da parte degli enti di formazione. E questo è cercare di semplificare, credo che sia sicuramente per la pubblica amministrazione un valore. Tutti ne parlano, ma non tutti effettivamente lo esercitano. Noi cerchiamo di farlo e spero che questo venga anche percepito dai nostri interlocutori e in particolare appunto perché sono convinto che sia. Ecco, questo percorso, che deve essere un percorso di qualità, ci porterà sicuramente a avere un disegno della formazione e della programmazione dove la piramide di formazione si stringe alla base e si alza verso l'alto. Cosa significa questo? Significa che il nostro percorso parte dal primo anno di formazione e diciamo che può finire con il secondo anno dell'istituto tecnico dell'ITS, no? Passando per gli FT di quarto anno, gli FTS, quindi questa filiera che è parallela all'istruzione, ma è parallela con una reciproca osmosi, nel senso che non sono due realtà, almeno nel Veneto e nel disegno del legislatore regionale, non sono realtà che non si parlano, che non si interessano, perché è prevista la possibilità di muoversi all'interno di questo sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale. Quindi questa verticalizzazione cosa porterà? A mio avviso? A mio avviso porterà a una riduzione di quelli che saranno i corsi in partenza, perché poi sappiamo che ci sono delle realtà che riescono meglio di altre a rispettare quelli che sono le esigenze e i parametri che noi ci siamo dati per rispettare le regole della formazione del Fondo Sociale Europeo. Noi dobbiamo garantire che le classi siano formate di un certo numero di ragazzi, possiamo derogare a queste regole, ma entro certi limiti. La pandemia ci ha fatto fare delle operazioni di deroga a questi numeri che non sarebbe stato assolutamente possibile in situazioni diverse, ma adesso dobbiamo pensare di ritornare alla normalità. E ritornare alla normalità significa non avere classi di 10 ragazzi, ma dobbiamo riportare classi che abbiano anche una realtà sostanziale che consenta le relazioni di cui si parlava prima. Non solo essere presenti a scuola per imparare, ma essere presenti a scuola anche per essere gruppo, per essere soggetti che si relazionano. Quindi in questo modo noi dovremmo pensare appunto a una formazione che cresce verso l'alto per portare i ragazzi, non tutti perché poi ognuno farà il percorso che riterrà di fare, ma dopo il terzo anno, il quarto, arrivare fino a quella che è un obiettivo importante, quella dell'istruzione e formazione tecnica superiore, che sono gli ITS. Tenete conto del PRR, che è ancora un qualche cosa di abbastanza nebuloso. Io faccio fatica a parlare del PNRR, del ruolo regionale all'interno del PRR, perché il ruolo regionale è abbastanza trascurato in linea generale nel PRR. Anzi, diciamo che le regioni hanno un ruolo decisamente marginale. Noi ci stiamo muovendo, la politica sta muovendo perché le regioni abbiano invece il ruolo che meritano, perché sono le realtà più vicine al territorio, ma tenete conto che le risorse che sono destinate per gli istituti tecnici superiori sono 1,5 miliardi negli anni durati il PNRR, 1 miliardo che vogliono portare, aumentare del 100% quello che sono le attuali realtà dell'istruzione tecnica, la parte finale, diciamo, della formazione professionale. Ecco, sono veramente tante risorse. Noi siamo tra i soggetti che meglio rappresentano, meglio interpretano questa attività, però dovremo cercare di capire cosa riusciremo a fare. Noi abbiamo 7 fondazioni dell'ITS. Abbiamo fatto recentemente un bando per un'ottava fondazione, adesso non è ancora concluso, quindi non sappiamo chi sarà il soggetto e quella che sarà la nuova fondazione. Però noi abbiamo fatto fatica abbiamo
abbiamo cercato di resistere il più possibile mantenendo poche fondazioni e rendere le fondazioni il più eclettiche possibile, sia dal punto di vista della qualità e della tipologia di corsi, sia anche nella capacità di permeare tutto il territorio. Quindi si è ritirato ulteriormente di questa realtà. Quindi quello che io mi sento di dire è che dobbiamo pensare alla formazione professionale come a un grande sistema che noi dobbiamo continuare a cercare di migliorare. La vostra collaborazione della Regione è sempre stata proficua. Saluto anch'io Fortuna che ci è stato a fianco per tanto tempo e per tanti anni per creare e aiutare a creare questa bella realtà. Io credo che se continuiamo in questo percorso e siamo consapevoli di questo cambiamento, di questa evoluzione, noi riusciremo senz'altro a mantenere la qualità che abbiamo fino adesso, che voi ci avete consentito di avere, che noi abbiamo cercato di sostenere e che vi auguro continuerà. Io mi fermerei qui e vi ringrazio molto. Grazie, dottor Marzano. Credo che alcuni segnali cominciano ad arrivare. Di sicuro il tema del PNRR è molto nebuloso, anche per voi come regione. Però l'esempio della piramide che sta incominciando a restringere la base per allungarsi verso l'alto, credo che sia una delle caratteristiche che voi per primi in Veneto state facendo e in molte altre regioni, come già ci dicevamo anche quando siamo visti di persona, stanno seguendo. Mi fa piacere anche citare le regioni perché, visto che siamo presenti in tante regioni, vi sto collegati e li saluto anche i vari referenti delle altre regioni, vi sto collegata Rina, vi sto collegato Giuseppe e Roberto, che sono i nostri responsabili anche delle regioni in cui siamo presenti. Andiamo avanti, proseguiamo con i nostri approfondimenti. E lo facciamo da un punto importante per noi che abbiamo inserito anche nel nostro bilancio sociale, cioè la relazione con le nostre imprese. Verso il fondo, vai avanti, grazie. Verso il fondo sono citate molte delle imprese con cui collaboriamo e qui ne abbiamo già fatto una selezione perché potevamo mettere centinaia. E la relazione con le imprese sta diventando sempre più fondamentale anche nell'ottica dell'evoluzione dei centri di formazione, cioè quelle piccole comunità educanti non possono prescindere anche dalla relazione sicuramente con le istituzioni, ma altrettanto sicuramente con imprese di alto livello anche educativo, imprese che capiscono che con i giovani con i quali stiamo lavorando, e qui ne abbiamo un esempio con l'elenco che stiamo proiettando, imprese che capiscono la loro valenza educativa e formativa insieme a noi. Non c'è un mestiere che può fare solo uno dei due, ma lo possiamo solo fare insieme. Tra queste imprese, la vedete citata verso il centro, a Vicenza, ce n'è una per noi importante anche perché Flavio Lorenzi è membro del consiglio direttivo di Veneto, oltre ad avere un ruolo importante anche sul livello nazionale perché se vai avanti con la slide Paolo, perché è presidente di Confidi, che è un'associazione, diciamo così, anche rappresentativa del mondo industriale nell'ambito del campo. Sollecito Flavio, oltre a ringraziarlo per la sua partecipazione, sollecito Flavio sul tema. Quale relazione tra le imprese e la formazione professionale in questo contesto di cambiamento? Parliamo spesso, si sente parlare spesso di tematiche come il reskilling, l'upskilling. Si sente parlare spesso di quanto con le imprese si possono costruire relazioni importanti affinché non ci sia quel, viene definito mismatch, no? Cioè formiamo delle persone che poi in realtà non trovano lavoro perché non le abbiamo formate nel modo corretto. E credo che anche dal lato delle imprese ci possono arrivare segnali, consigli, sollecitazioni interessanti. Grazie per la partecipazione e a te la parola. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Allora, il rapporto del mondo del lavoro con il mondo della formazione
però vorrei anche dire della scuola tutta, perché qui non stiamo parlando di formazione, però dal mio punto di vista tutti i percorsi scolastici hanno come fine legittimo portare delle persone verso il mondo del lavoro. Perché a me piace molto la formazione di Papa Francesco quando dice che è il lavoro che dà dignità alle persone. Ecco, e se il lavoro dà dignità alle persone, è giusto che ogni persona possa avere il lavoro che più gli dà dignità. È un giro di parole, però in realtà il tema fondamentale è questo. Indubbiamente sentiamo soprattutto il Veneto non è una regione, diciamo, prevalentemente una forte tendenza manifatturiera. Per cui per noi i percorsi, diciamo, legati alle materie tecniche, partendo dal CFP per finire l'ITS, percorsi di diciamo, di tipo tecnico, sono percorsi formativi che noi cerchiamo di seguire in maniera più puntuale e precisa possibile, perché comunque sono il nostro futuro. Siamo anche particolarmente interessati, stiamo monitorando il tema della dispersione scolastica. Adesso io qui oggi ho sentito parlare che nasce un ITS e l'ITS è un raccoglitore importante, diciamo, per quei ragazzi, quelle figure che hanno scelto il percorso formativo magari non esattamente come lo avevano pensato o come lo avevano interpretato, e tramite l'ITS comunque riescono a spostarsi verso anche altre attività, altre esperienze formative. Questa è una cosa molto importante. Bisogna evitare in maniera più assoluta l'avanzo scolastico, perché giustamente noi abbiamo già e avremo sempre nei prossimi anni meno ragazzi, però se noi riusciamo a evitare l'abbandono scolastico, a tutti questi ragazzi riusciremo a dare un percorso, un qualcosa che a loro dopo sarà utile nella vita interna. Perché allora, le imprese si lamentano di non trovare personale formato. Ecco, io da imprenditore e anche dirigente imprenditoriale, visto che rappresento quasi 20.000 aziende a livello nazionale, vi assicuro che per la scuola è impossibile dare personale esattamente formato per le esigenze della singola impresa. La formazione, l'esigenza deve essere soddisfatta in un insieme medio di realtà. Perché se io portassi voi a visitare 20 aziende come la mia, trovereste 10 realtà diverse, con necessità diverse, con tecnologie diverse. E quindi in questo senso per me è importantissima la collaborazione tra scuola e imprese. Io da qualche anno ospito ragazzi in percorso duale ed è un'esperienza veramente notevole, perché di fatto assomiglia moltissimo a quello che poi è diventato BTS, un percorso successivamente dove il tasso di istruzione, diciamo, tra impresa e ragazzo e l'istituto che vi propone è molto vicino al 100%. Quindi questi sono aspetti molto importanti e mi sento di dire che almeno in Veneto, e qui do merito alla Regione, perché io avevo chiaramente collaboratori da tutta Italia, ma nella gestione della categoria mi rendo sempre più spesso conto che l'Italia è veramente molto lunga, è molto diversa, con mentalità completamente diverse, però noi nel nostro territorio credo che possiamo considerarci fortunati perché l'attenzione c'è è molto importante. Voglio spendere una parola anche sul tema della formazione continua. È una cosa di cui si parla molto, però in realtà viene fatta molto poco. Perché capisco che è un tema che una volta, per esempio, non tantissimi anni fa non esisteva, però adesso la permanenza delle persone all'interno della stessa azienda o anche addirittura nello stesso settore produttivo merceologico si è ridotta di molto. Questo turnover fa sì che ci siano sempre di più persone che devono lasciare un lavoro per trovarne un altro, e spesso volentieri questo può essere un lavoro anche completamente diverso da quello che avevano svolto magari negli anni precedenti.
Ecco, qui secondo me in questo ambito ci sono veramente tantissime persone e purtroppo una parte non trascurabile di queste persone sono quelle persone che dopo ci ritroviamo nelle statistiche che non cercano più neanche un posto di lavoro, perché non essendo riusciti a, perché in realtà quando persone nel periodo di assenza del lavoro di norma non può essere esageratamente lungo, altrimenti la persona si sfiducia, non trova riscontro a quelle che sono le sue necessità e quant'altro, per cui abbandona l'ipotesi di trovare un altro posto. In questa situazione dove a noi sinceramente, e qui io non ho capito perché per mesi ci hanno parlato del problema dello sblocco di licenziamenti, perché altrimenti tutti avrebbero licenziato tutti, da quando che hanno liberalizzato i licenziamenti l'occupazione aumentata, no? Perché evidentemente qualcuno non ha una visione così chiara di come si muovono i mercati, come si muove il mondo. Su questo tema, quello della formazione diciamo continua e quindi del supporto a queste persone che sono molte e che hanno bisogno di recuperare diciamo, il loro mondo, il loro spazio nel mondo del lavoro, io qui spenderei veramente una parola anche con la Regione Veneto, ma anche con Engim, perché comunque sono queste le scuole che possono dare una mano a quelle persone. Perché non possono essere dei licei, dei ticini medi, dei istituti tecnici, cioè proprio sono persone che da un lavoro devono transitare a un altro lavoro e i centri di formazione professionali fanno il mestiere, di fatto insegnano un lavoro. Questa è un po' la mia, diciamo, la mia idea, la visione comunque dell'attività che anche noi a livello nazionale, come in tutti i territori, nelle situazioni che per dire cercano di fare, perché siamo consapevoli che le risorse umane sono il nostro futuro, non le tecnologie. Le tecnologie le compriamo e le ammortizziamo e sono solo un numero all'interno del bilancio. Le risorse umane sono e saranno sempre più il nostro futuro, perché non è vero che la tecnologia toglie i posti di lavoro. Crea solo posti di lavoro diversi, bisogna essere pronti a seguire queste dinamiche in modo che la domanda e l'offerta si continuino in maniera più agevole possibile. Grazie. Grazie Flavio per questa sollecitazione particolare non prevista, ma sulla quale ovviamente ci stiamo muovendo, che è il tema della formazione continua. Anche per le persone che stanno all'interno delle imprese. Spesso questa formazione continua veniva interpretata come il corso di cucina per chi lavorava in un'impresa meccanica, o in modo laterale, ma ormai non si può non pensare di formarsi lungo tutto l'arco della vita. E questa è la realtà che comunque stiamo affrontando, forse per noi che teniamo alla formazione diventa anche sempre più interessante. Allora, Paolo, se puoi rimettere le slide per favore. Eccoci. Allora, adesso dovremmo avere, chiedo Walter se poi possibile eventualmente chiederò di interrompere un attimo il tuo pezzo di intervento. Lascerò subito la parola a te, no, lascio subito la parola a te, ma potrei chiederti di interromperti perché dovrebbe riuscire a collegarsi con noi Gabriele Sebio, che è l'estensore della legge degli enti di terzo settore, che ha curato il nostro bilancio sociale. Infatti in introduzione c'è una parte dedicata ad approfondire come gli enti di terzo settore si stanno muovendo e come si sta risolvendo anche la parte normativa. Mi ha detto che era un seminario a San Marino, perché ormai sta girando per l'Italia in continuazione a fare interventi su questo tema, per cui può essere che ti chiederò, Walter, di interromperti un attimo per lasciargli la parola, se ci lascerai questa possibilità. Ma prima di lasciare la parola a Walter, ancora 2 slide dal nostro annual report. In particolare questa prima slide, con quei numeri che trovate sulla sinistra, abbiamo fatto la scelta, e la Regione è anche consapevole di quelle che saranno sempre di più elementi premianti per la formazione professionale legati alle raccomandazioni europee. Saremo chiamati nel giro dei prossimi anni a garantire dei livelli occupazionali di inserimento lavorativo anche dei giovani o adulti che si rivolgono ai nostri percorsi di formazione
professionale di alto livello, stiamo parlando dell'82% di inserimenti lavorativi in 3 anni. E per questo abbiamo deciso anche all'interno del nostro annual report di incominciare a tracciare questi numeri per essere pronti al momento in cui ci verranno chiesti in modo più formale, immagino proprio dalle regioni in cui siamo presenti. Engie Veneto però è già ben messo perché riesce ad inserire lavorativamente a 2 anni il 73% dei giovani che si rivolgono ai suoi percorsi. Il 73% sono occupati dalla qualifica o dal diploma. Gli allievi occupati a 1 anno sono il 44%, cioè il 44% dei giovani che frequentano un corso ad 1 anno vengono inseriti lavorativamente. Vedete un brutto zero, ma non potevamo fare altrimenti, che è l'altro elemento importante anche in chiave europea, la mobilità dei nostri giovani, cioè la possibilità di andare in giro per l'Europa. È chiaro che essendo un bilancio sociale del 2020, con quello che è successo e con le possibilità o l'impossibilità dello spostamento, abbiamo portato 0 studenti in giro per l'Europa per formarsi e continuare anche i loro percorsi. Ma il numero a cui dovremmo rispondere è molto elevato. Dovremmo portare il 60% a fare un'esperienza all'estero, non scusate, sì, il 60% è quelli che in realtà devono formarsi con l'apprendistato. L'8% dovremmo portarli a fare un'esperienza all'estero. Paolo, si può andare avanti ancora sull'altra slide. Ho citato questi numeri perché abbiamo deciso di metterci in un percorso, no? Che ci porta pian piano anche a poter rispondere in modo opportuno a queste, che prima o poi arriveranno. Le filiere che noi abbiamo presenti in Italia e in Veneto sono quelle che ritrovate anche nella parte sinistra. In Veneto sono presenti tutte le filiere, rispetto ad altre regioni, quella della lavorazione, dell'impiantistica, dei servizi tecnici, della meccanica, della produzione e manutenzione, il turistico alberghiero e i servizi della persona. In particolare in Veneto la filiera della meccanica e produzione è quella che inserisce lavorativamente le persone rispetto a tutte le altre. Ecco, lascio la parola a Walter che da qualche mese fa parte di questo comitato direzionale di Engie Veneto che abbiamo deciso di costituire anche per non avere una direzione generale incernierata solo su un'unica persona, ma su 3 persone, e Walter è una delle 3 persone che costituisce il comitato direzionale di Engie Veneto, al quale chiedo di rispondere a una domanda, visti i numeri che sono la fotografia della nostra realtà. Tu che cosa fa Engie Veneto in chiave di proiezione e prospettiva rispetto a quelle che saranno richieste a cui dovremmo rispondere? Che cosa fa Engie Veneto oggi e come si sta instradando anche in quella direzione? In un'ottica ovviamente europea, in un'ottica nazionale e in un'ottica della regione Veneto stessa che però ha già esplicitato molto chiaramente. Walter, a te la parola. Grazie Marco. Io, a differenza dei relatori che mi hanno preceduto, mi sono riempito di fogli, ovviamente poi nell'esposizione non ne seguirò uno di questi fogli che ho segnato. Però vorrei dire che in questo momento io racconterò i numeri del lavoro che i colleghi che mi hanno preceduto hanno fatto. Lo citava il mio presidente, il lavoro di Raffaello Fortuna è uno degli uomini che mi hanno preceduto, che hanno permesso e che permetteranno anche di raccontare i numeri di Engie. Spero di rappresentare tutti i colleghi presenti, non vi nascondo una certa emozione, però spero di essere in grado di raccontare questi numeri, i numeri di Engie Veneto. Engie Veneto è una realtà indubbiamente molto importante e anche molto articolata. Proverò a recuperare tutti i numeri che sono stati raccontati in modo da rendere, soprattutto chi ci sta ascoltando, la dimensione di Engie Veneto. Engie Veneto ha 600 dipendenti e il 70% di questi sono donne. Eroga 194 corsi per 3.300 studenti. 154.000 ore di formazione. Il 76%
di questi studenti che raggiungono una qualifica dopo 2 anni sono occupati. Nell'ultimo anno, perciò il report del 2020, si sono qualificati diplomati in Engine Veneto 769 qualificati e 181 diplomati. Questi sono i numeri che raccontano Engine Veneto. Ci sono in Engine Veneto 10 scuole di formazione professionale che erogano differenti qualifiche e diplomi, e poi entrerò nel merito. Abbiamo una scuola UNITT paritaria, tecnico paritario, abbiamo una scuola di restauro, abbiamo una struttura e un sistema che risponde all'acronimo PAL, politiche attive del lavoro, che permettono di intercettare tutte quelle persone che diversamente si rivolgono ad Engine. Perciò una dimensione anche da un punto di vista delle strutture molto ampia. Rispondiamo alle esigenze della Regione Veneto e provo ad elencare proprio il sistema come lo ha incardinato la Regione. Tutte le scuole di formazione professionale rispondono alle attività di orientamento. Dopo la terza media per inserirsi all'interno dei nostri percorsi, ma facciamo orientamento perché i ragazzi che terminano i nostri percorsi formativi devono entrare nel mercato del lavoro o proseguire il percorso scolastico. Facciamo formazione iniziale, abbiamo aperto dei nuovi canali, delle nuove attività nella formazione continua e nella formazione superiore. Tutto questo perché Engine Veneto, ovviamente immaginandocelo nel futuro, vuol diventare da quello che era un centro di formazione professionale alcuni anni fa a scuola di formazione professionale, ma soprattutto da agente che eroga formazione professionale ad agente per la persona. Cioè, in qualche modo vuole non soltanto erogare dell'ottima formazione professionale, ma fare in modo che gli studenti giovani, meno giovani, che escono dal percorso di formazione di Engine Veneto, siano in grado poi, una volta inseriti, ce l'ho perfettamente, dottor Lutin, inseriti all'interno delle aziende, siano poi in grado di ritornare a fare la formazione professionale. Ormai ci dicono in tantissimi. Fino a qualche anno fa entravamo nel mercato del lavoro e con quel lavoro probabilmente andavamo. Oggi no. Oggi gli studenti che entrano, che si qualificano e si diplomano in Engine cambieranno per almeno 3 volte fino a 5 volte il proprio lavoro. Perciò dovranno essere in grado di riorientarsi, riformarsi e rientrare nuovamente nel mercato del lavoro. Devono essere in grado di fare questo, perciò non soltanto Engine, guardando Engine in una prospettiva di futuro, non soltanto una capacità di trasferire delle competenze tecniche che nessuno mette in discussione, ma anche capacità di trasferire competenze trasversali. Oramai le soft skill stanno diventando un elemento pregnante della nostra attività lavorativa, ma anche la capacità poi di rientrare nel mercato del lavoro. I dati ci dicono che le persone che entrano nel mercato del lavoro con un titolo di studio basso e dunque una difficile propensione a fare formazione continua sono i primi che poi vengono messi in difficoltà nel momento in cui l'azienda va a ristrutturare la propria attività. Perciò Engine oggi vuole non soltanto, grazie alla Regione Veneto, proseguire quel percorso di filiera, e visto che c'è il dottor Marzano, voglio fare una provocazione. Non parliamo più di 3 più 1 più 1, parliamo di 4, perciò 4 anni ordinamentali più un quinto anno e la possibilità di dare a tutti gli studenti che scelgono o il canale dell'istruzione o il canale della formazione professionale lo stesso diritto allo studio. Non so se mi sentite, Marco? Sì, ti sentiamo. Perfetto, grazie. Scusate, ho avuto qualche problema di collegamento. Intanto un saluto a tutti e con grande piacere partecipo per un saluto a questo evento di presentazione del bilancio sociale e in particolare diciamo questo è un momento un po' come dire clou per il terzo settore, che anche per il percorso che Engine sta facendo ormai da lungo tempo, un percorso che ci vede insieme anche al terzo settore. Come sapete
mercoledì della prossima settimana diciamo aprirà le porte il nuovo registro unico nazionale del terzo settore, un evento importante che finalmente completerà un primo ciclo, un primo percorso, un percorso in cui Engim ha creduto fin dall'inizio e devo dire che è diventato un po' un punto di riferimento per tantissime realtà della formazione professionale, proprio perché fin dall'avvio della riforma, dal momento in cui la riforma ha mosso i primi passi, Engim si è trovata ad affrontare con grande anche capacità di guardare avanti le nuove norme, l'innovazione legislativa e tra i punti fondamentali della riforma c'è la capacità di dialogo tra gli enti del terzo settore e il mondo profit, in particolare il secondo settore. La formazione professionale, voi mi insegnate, dialoga già abbastanza proficuamente con il primo settore, quindi con lo Stato. Mancava un ulteriore tassello da incentivare, questa capacità del mondo profit di guardare al terzo settore con attenzione, come modello anche di sviluppo rispetto all'azione sul mercato delle imprese. Guardate, in tutto questo la formazione professionale perché ha fatto da apripista rispetto a questo dialogo? Perché la formazione professionale è il ponte di collegamento tra il terzo e il secondo settore, perché prepara attraverso la formazione noi giovani, prepara tante competenze ad entrare nel secondo settore, nello stesso tempo è diventato pian piano anche un veicolo per poter mostrare a tutti che il terzo settore non è soltanto una attività che si lega ai sussidi, che si lega all'assistenza. Il terzo settore è un braccio operativo dei nuovi modelli dell'economia circolare e questo lo stiamo vedendo in maniera diciamo abbastanza lampante dai dati registrati fino adesso ai fini dell'ingresso e dell'avvio del registro unico. La formazione professionale in questo senso ci dà due indicazioni. La prima è che la formazione diventa non solo veicolo privilegiato, la formazione professionale per il dialogo con il profit sempre più attento ai modelli di responsabilità sociale, ma la formazione professionale e gli enti del terzo settore diventano veicolo di welfare, e cioè dei modelli che non solo svolgono quelle attività importanti ai fini del welfare aziendale, considerate per tante imprese profit la formazione è uno degli elementi cardini alla base del welfare aziendale. Vi potrei citare tantissimi esempi, posso citarvi sicuramente il prossimo avviso che sta per essere dimanato dall'agenzia, dall'ANPAL, quindi dall'Agenzia per il Lavoro, che riguarda appunto le nuove competenze all'interno di questo percorso. La formazione professionale è il perno essenziale di tutta una serie di finanziamenti che si indirizzeranno appunto alle imprese, e in questa azione gli enti del terzo settore che si occupano di formazione saranno il motore principale, come lo sono già oggi per i modelli di welfare che applicano tantissime imprese. Ma attenzione, con Engim, e direi che sotto questo punto di vista possiamo registrare un'ulteriore capacità innovativa di Engim, e cioè il fatto di mostrare un po' all'esterno che il terzo settore non è solo l'ente che svolge quelle attività utili ai fini del welfare aziendale, quindi il welfare per i soggetti profit, ma è esso stesso veicolo di welfare per i propri dipendenti. E su questo è stato avviato un bel percorso virtuoso. Occorrerà ovviamente una partecipazione sempre più attiva anche delle rappresentanze sindacali in questo, perché occorre superare alcuni steccati culturali. L'ente del terzo settore è veicolo produttivo, è modello di economia sociale ed Engim rappresenta perfettamente questo modello, e i lavoratori degli enti del terzo settore, che sono il motore principale delle attività di interesse generale, entrano nei modelli di welfare anche attraverso gli accordi di secondo livello, accordi quadro
che Engim sta sostenendo a livello di gruppo, perché ovviamente ci deve essere pari dignità, pari riconoscimento tra i soggetti profit e i soggetti di terzo settore quando sono accomunati, quindi da una logica di gruppo come avviene per Engim, perché i lavoratori all'interno devono cominciare non solo ad avere lo stesso trattamento, ma bisogna cominciare a concepire proprio attraverso questi modelli di welfare il sistema terzo settore, il sistema organizzato terzo settore appunto come una realtà in grado di incidere sui modelli economici del paese. Abbiamo visto ormai durante la pandemia che mentre in alcuni settori l'incidenza sul PIL cominciava a calare drasticamente, ecco nel terzo settore, in alcune attività pilastro, tra cui la formazione, l'incidenza sul PIL aumentava sempre di più, al punto che il terzo settore ormai si è guadagnato un ruolo nel sistema economico, con i numeri che sono dati non solo dal 1 milione quasi di lavoratori, ma ovviamente anche ormai da un ruolo importante generato proprio dal volume che emerge dalle attività di interesse generale. Il fatto di svolgere un'attività che è qualificata come di interesse generale, tutelata dallo Stato, non vuol dire appunto che non sia un'attività produttiva. Allora, in tutto questo i bilanci sociali ci danno la misura, la capacità soprattutto di poter mostrare all'esterno come vetrina il valore sociale delle attività degli enti, perché gli enti del terzo settore hanno una marcia in più, non solo sono enti capaci di produrre, quindi di generare economia, ma sono anche enti capaci di produrre impatto sociale, e quindi sulla formazione professionale la capacità di poter formare competenze e permettere a queste competenze di accedere al mondo del lavoro sicuramente determina in genere un impatto ai fini sociali che deve essere mostrato, perché quello è il valore dell'economia sociale, quel valore sommerso che non è stato mai individuato, che non è stato mai valorizzato, e quindi è arrivato il momento di farlo. Ecco, da mercoledì finalmente molte realtà potranno assumere a tutti gli effetti la qualifica di ente del terzo settore. Questo Engim lo sa bene, significa entrare in una grande famiglia nel sistema statale, cui viene assegnata una corsia preferenziale per finanziamenti, per gli avvisi, perché c'è un affidamento pubblico nei confronti di quegli enti che scelgono la strada della sussidiarietà, scelgono di svolgere quelle attività in sostituzione dello Stato. E allora guardate, il 2022, quindi il prossimo anno, sicuramente sarà un anno di grande responsabilità, ma per Engim sarà anche l'anno in cui occorrerà e si potrà finalmente tirare alcune somme rispetto alla capacità di vedere oltre. Quindi direi che questo vedere oltre, partito dal 2017, finalmente troverà riscontro. Si è disattivato il microfono. Gabriele, si è disattivato il microfono. Anche la connessione. Ok. Però riattiva il microfono, Gabriele. Dipende da dove sta prendendo. Gabriele, si è disattivato il tuo microfono a un certo punto. Non riesci a riattivarlo? Ecco, adesso Okay, si è riattivato. adesso Ce la prendiamo col direttore generale Lombardi, che nel frattempo mi ha chiamato e quindi ha fatto saltare l'audio. Allora, no, quindi dicevo, l'augurio è che davvero anche gli enti regionali, so che ovviamente Engim Veneto ha un ruolo particolarmente importante nell'economia complessiva del gruppo, e che finalmente si possa anche entrare appunto nel contesto, nel mondo del terzo settore e cominciare a trarre i benefici di questa politica svolta da Engim, volta anche ad anticipare le tappe e diventare un po' un punto di riferimento. Oggi se Engim si volta dietro, ecco, trova tantissimi enti sulle proprie tracce, sulle
proprie orme, che stanno seguendo attentamente quella che è l'evoluzione dei nuovi modelli organizzativi del terzo settore e in particolare il ruolo della formazione professionale. Quindi io intanto vi ringrazio ancora, faccio un grande in bocca al lupo a tutti voi per questi lavori, ma soprattutto per questo appuntamento che vi vedrà protagonisti anche a partire dal prossimo anno nell'ambito del terzo settore. Grazie Davide. Sicuramente è un percorso che non possiamo interrompere perché l'abbiamo anche iniziato insieme un po' di anni fa e ci hai fatto notare in modo particolare di quanto anche noi come ente di formazione professionale abbiamo un ruolo di ricaduta sociale, un impatto sociale e nello stesso tempo il processo che abbiamo avviato anche con le persone interne è di far sì che dando un impatto sociale verso l'esterno agiamo anche internamente sulle nostre persone. Hai parlato delle politiche di welfare affinché questo impatto si riveda anche internamente proprio nei lavoratori, anche se stiamo parlando di lavoratori di una fondazione, di un soggetto che ha la sua vocazione sociale, il suo obiettivo principale. Grazie ancora della disponibilità a intervenire in modo smart da lontano da San Marino, come mi dicevi. Ci sentiremo ancora nei prossimi giorni e buon lavoro e buon giro. A presto. A presto Marco, un saluto a tutti. Grazie. Allora, io ritorno la parola a Walter, che ha fatto la pausa per l'acqua. A te la parola Walter. Io il microfono al a parte questo, vado velocemente alla conclusione, perciò riprendo dal punto di emozione, che credo sia sempre, lo diceva Padre Antonio, è l'elemento che ci guida, lo ha detto Raffaello, amate il vostro lavoro, ma amate soprattutto i ragazzi, che sono la parte principale del nostro lavoro. Immaginando il lavoro che fa Engine, immaginiamo i ragazzi al centro di un sistema solare e attorno i pianeti siamo noi, sono le attività che noi facciamo, le modalità in cui lo facciamo e ogni sistema solare diventa il sistema solare di uno singolo, di uno studente singolo. Quest'anno abbiamo attivato una modalità di orientamento che vuole essere ancora più inclusiva rispetto a quello che è stata negli anni precedenti. Daremo ad ogni ragazzino una tessera che nell'incontro con Engine porteranno all'interno dei loro percorsi. Al termine di ogni attività, perciò al termine del terzo anno, al termine del quarto, al termine del quinto, riconsegneremo questa tesserina agli stessi studenti. E loro la terranno questa tesserina e ogni volta che avranno bisogno di fare formazione o di pensare a una nuova formazione, upskilling, reskilling, guarderanno questa tesserina e penseranno. Questo è un po' l'obiettivo della nostra attività di formazione. Io credo che, e voglio concludere con questa Engine non vuole essere questo. Alcuni studenti ci raccontano, andare a scuola ci fa venire voglia di non andare a scuola. Engine vuole essere tutto tranne questo. Chiudo qui. Bene, direi che ci avviamo davvero alla conclusione. Abbiamo sentito un po' di interventi, un po' di riflessioni che credo ci saranno utili anche in prospettiva futura, anche per rivedere, ripensare costantemente anche al nostro ruolo e alle nostre azioni. Abbiamo aperto con una testimonianza di una allieva, una lettera letta da un'allieva. Chiuderei qui anche il nostro incontro lasciando la parola ad uno degli altri per noi stakeholder, come si usano dire, importantissimi e fondamentali anche per svolgere al meglio quel ruolo di piccola comunità educante. Una mamma
una mamma che è Gloria Tronchin, Claudia, Alberto ha dato la velina sbagliata, Claudia, che è una mamma di una nostra allieva, o ex allieva forse, allievo. E anche a lei faceva piacere, no, riportare un pezzetto dell'esperienza. Vi lascio la parola. Buongiorno a tutti, sono Claudia Tronchin, che sta frequentando la terza meccanica d'auto. In questo momento sta frequentando lo stage. Io volevo ringraziare l'esistenza di... Sto parlando adesso da genitore. Io volevo ringraziarvi proprio umanamente come mamma, perché questa scuola realizza i sogni dei nostri ragazzi, le passioni, e li stimola in questo percorso di vita che è molto difficile, sia per noi adulti che per i nostri ragazzi, perché li toglie soprattutto da questo utilizzo spasmodico del cellulare e di social. Li aiuta proprio a imparare un mestiere, a usare le mani. Comunque nei vari interventi mi avete tolto anche un po' la parola. Comunque io appunto voglio ringraziare appunto la presenza di questa scuola, che è essenziale appunto per il percorso di nostro figlio. Poi volevo ringraziare anche tutto il corpo docenti, che proprio ogni giorno si impegna quotidianamente con amorevolezza all'educazione dello studente, ma come persona, come diceva prima Don Antonio. Poi volevo ringraziare anche gli studenti stessi, che sono sempre presenti con fatica e soprattutto anche in questo periodo di pandemia, anche dello scorso, che sono riusciti a frequentare la scuola. Poi voglio anche parlare come consigliere comunale, cioè la doppia veste, quindi un po' pesante. Niente, sono contenta delle parole del signor Walter e anche del direttore Manzano, che mi hanno illuminato, perché appunto mi hanno tolto la parola. Io credo vivamente nei 3 anni più uno che più uno, perché è giusto riconoscere la qualità del mestiere con un diploma riconosciuto, anche per il futuro stesso dei ragazzi e anche per l'importanza di questa scuola. Vi ringrazio ancora, non so come dirlo, proprio non voglio cominciare. Come ha aperto la fase dei ringraziamenti, come è giusto fare alla fine di ogni evento di questo tipo, io credo che innanzitutto il ringraziamento principale debba andare a tutti noi, a tutti gli operatori di Engi che hanno reso possibile questo bilancio. I numeri che ci sono qui dentro sono i numeri che raccontano la storia di ogni formazione. I risultati che ci sono qui dentro sono sicuramente per i nostri ragazzi, ma sono i risultati che ognuno di noi, nei nostri centri, negli enti di formazione, dal primo all'ultimo, hanno potuto portare a questo risultato. Credo che queste siano le persone principalmente da ringraziare, innanzitutto per le attività che facciamo costantemente. Grazie alle regie di Alberto, Simona e Paolo che ci hanno assistito nonostante il wifi in queste 2 ore insieme, e lascio ancora la parola magari a Antonio per un saluto e la chiusura definitiva. Non ci sono conclusioni, perché le conclusioni le avrete a leggere il prossimo anno nel prossimo bilancio sociale. Questi sono stati gli stimoli di partenza. A te Antonio per i saluti finali. Bene, credo che l'augurio migliore che possiamo farci è quello di essere fedeli ai fatti, caratterizzarci sempre di più per la verità dell'esperienza. La verità dell'esperienza passa attraverso le mani, attraverso i piedi. In quella logica di rete noi non possiamo non pensarci. Il mosaico che è stato consegnato dentro la brochure che accompagna i percorsi di orientamento dicono un po' questo qua. Siamo delle piccole parti, siamo uomini e donne con grandi limiti anche umani e personali, raccoglie tutta l'esperienza necessaria per affrontare sfide importanti in questo tempo. Da parte nostra abbiamo però una caratteristica di essere uomini e donne serie, uomini e donne che non fanno sconti alla realtà, non chiediamo neanche che la realtà ci venga incontro con semplicità
che accomodi tutte le nostre vicende. Da parte nostra abbiamo la capacità di lavorare, abbiamo la passione per il lavoro, la passione per l'uomo. E questo diventa un po' l'augurio per me e per ciascuno di voi, che non perdiamo mai la passione per le cose che facciamo. È una delle competenze che l'industria, la media e piccola impresa qualifica e chiede in ogni lavoratore, in ogni operatore, la passione per quello che fa. Se non ci mancherà la passione, non ci mancheranno le occasioni di futuro. Grazie a tutti, buon rientro.